Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Oggi urne aperte dalle 7 in Friuli Venezia Giulia. Si vota per il referendum giustizia e in 33 comuni per le amministrative. Vediamo. Tutti i seggi elettorali dei 33 comuni della regione chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del sindaco si sono regolarmente ricostituiti, lo ha comunicato questa mattina il servizio elettorale della regione. Si potrà votare solo oggi dalle 7 alle 23. Sono 4 i comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti, dove dunque si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno e potrà essere possibile il ballottaggio: Gorizia, Monfalcone, Codro e poi Azzano Decimo. Per accedere al voto sarà necessario portare con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale, non obbligatorio ma fortemente consigliato l'uso della mascherina. I 17 comuni al voto in Friuli Venezia Giulia per la provincia di Udine sono Arta, Bordano, Buia, Cervignano, Montenars, Nimi, Spagnaco, Pocenia, Preone, Savogna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo, Tricesimo e Lignano. Si vota anche a Cormons, appunto a Gorizia, Monfalcone, Ronchi, Sagrado, San Canzian, Aviano, Azzano Decimo, Casarsa, Cimolai, Sclauzetto, Fontana Fredda, Maniago, Prata di Pordenone, Vito d'Asio e Duino. Urne aperte oggi però anche per il referendum sulla giustizia. Sono 5 i quesiti referendari: sulla legge Severino per l'incandidabilità dopo condanna, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari e sulle firme per le candidature al CSM. Lo spoglio dei voti in questo caso è previsto immediatamente alla chiusura delle urne. Attorno alle 14 di domani invece comincerà lo spoglio per quanto concerne le amministrative. Sono 220.941 gli elettori chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci. Per quanto riguarda invece il referendum, 938.180. La misura del superbonus 110% fa ancora discutere e rischia di far fallire imprese e al contempo impedire che vengano ultimati i lavori già iniziati. Le banche hanno in pancia i crediti ma non riescono a cederli, tuona Luca Assut, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera. Serve una mossa urgente del presidente del Consiglio Mario Draghi. Vediamo. Troppe richieste e le banche ora stringono le maglie sui crediti derivanti dai bonus edilizi. Nei giorni scorsi, in cui è uscita la notizia che per il superbonus 110% sono finiti i fondi disponibili, molti clienti stanno ricevendo lettere e telefonate dai loro istituti di credito che li informano che non sconteranno più le fatture dei lavori, in particolare proprio quelli legati al superbonus. Un boomerang che potrebbe pesantemente ripercuotersi su imprese edili e naturalmente sui cittadini. I crediti risultano bloccati in pancia alle banche, che non riescono quindi a monetizzare e pagare questi crediti alle imprese. Le imprese si trovano in difficoltà e rischiano di fallire. È questo che stiamo dicendo al Presidente Draghi, che si rischia di far fallire delle imprese e avere dei cittadini che hanno la casa con i lavori iniziati ma non finiti. Gli emendamenti vanno verso sbloccare questa situazione, dare modo alle banche di poter cedere questi crediti alle imprese e quindi risbloccare la situazione. Da opportunità il superbonus rischia di trasformarsi in catastrofe per le imprese e per i cittadini. A dirlo è il presidente di Confartigianato Graziano Tilatti. Effettivamente si è inceppato di nuovo perché siamo ancora con questi termini che non consentono alle imprese di mantenere la parola data, perché per la mancanza di materiali in particolare e anche per diciamo queste complicazioni, la impossibilità di trasferire questi crediti, ci stiamo trovando di fronte a una nuova difficoltà accentuata anche dalla dichiarazione resa dal Ministero che sono esauriti i fondi a livello nazionale. Credo che questo non può che creare ulteriore incertezza. Ora, quella che era nata come un'iniziativa che doveva dare lo scossone al settore dell'edilizia, che per 10 anni aveva vissuto una delle crisi più lunghe, ora rischia di trasformarsi in una delle catastrofi più grandi di questo settore, ma non solo per le imprese, ma anche per i committenti, per i cittadini che non vedranno compiuti i lavori da loro commissionati. Chiediamo al governo di riconsiderare tutta questa cosa
cosa, anche mettendo in campo questa misura, mettendo in campo dei controlli ferrei per evitare le truffe che ci sono state, ma per cercare di dare una prospettiva alle imprese del comparto, ma anche ai cittadini. Ci occupiamo adesso di cronaca. Le stazioni del soccorso alpino di Cave del Predile e Udine sono state impegnate nella giornata di ieri in 2 interventi a Malborghetto e a Taipana. A Malborghetto un escursionista di Abano Terme del 1969 si è procurato una fortissima distorsione ad un arto inferiore nella tarda mattinata scivolando in un tratto di cresta nell'area del Monte Due Pizzi nelle Alpi Giulie. L'uomo era da solo. Più tardi a Taipana la stazione di Udine del soccorso alpino assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale è intervenuta per soccorrere un escursionista classe 1969 residente a Como che è caduto per una dozzina di metri percorrendo il cammino celeste nei pressi di Passo Tanamea procurandosi alcune contusioni. L'Associazione Partigiani Osoppo ha festeggiato ieri i suoi 75 anni dalla Costituzione. I reduci di guerra e non solo si sono riuniti in un locale di Tavagnacco. Tra di loro anche la medaglia d'oro Paola Del Din. Vediamo. Roberto Volpetti, presidente dell'Associazione Partigiani Osoppo, oggi vi trovate in un noto locale qui di Tavagnacco a festeggiare che cosa? Abbiamo una duplice ricorrenza. In questi giorni ricorreva infatti il 75esimo anniversario di fondazione dell'Associazione Partigiani Osoppo. Nel giugno del 47 infatti un gruppo di ex partigiani costituì davanti al notaio l'Associazione Partigiani Osoppo. Oggi il direttivo è qui, il direttivo e i collaboratori, per festeggiare fra di noi questo bel compleanno che in qualche modo ci inorgoglisce. Roberto Tirelli, lei è il vicepresidente, quali sono gli ideali della Osoppo? Gli ideali dell'Osoppo sono quelli della libertà, della democrazia, della scelta libera per una società che sia una società dove tutti hanno i loro diritti e anche e soprattutto i loro doveri. Paola Del Din, oggi vi siete ritrovati tra amici, però festeggiate anche un premio che lei ha ricevuto, quale? Ma grande ufficiale della Repubblica Italiana, tutto qua. Ma non so che cosa ho fatto poi in modo particolare per meritare un premio, perché io ho già avuto le medaglie, quella è stata per me il massimo ricompensa. Comunque sono contenta di aver ricevuto anche questa onorificenza perché non l'avevo cercata e mi è stata data e io ringrazio. E oggi vi ritrovate tra amici? Oggi ci troviamo tra amici e ho mangiato molto volentieri polenta e frico. E ieri sera cerimonia finale del premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Ha vinto il bosniaco Jergovic. È stata una grande festa dei libri, degli autori, degli amanti della lettura, organizzato e coordinato dalla Biblioteca della Tisana con la direzione artistica e organizzativa di Bottega Errante. Si è chiuso ieri il 29esimo premio letterario internazionale La Tisana per il Nord-Est. Quest'anno l'edizione è stata molto ricca, come al solito, un po' diversa dalle altre perché ci si è focalizzati parecchio sul romanzo storico, oltre che sul giallo, sul romanzo generazionale, cose di questo genere. La partecipazione è stata piuttosto alta e i lavori della giuria sono stati un po' difficoltosi perché non era semplice scegliere tra tanti autori di valore. Ad aggiudicarsi il premio narrativa è stato lo scrittore bosniaco Miljenko Jergovic con L'attentato, edito Nutrimenti. Quello di Jergovic è un testo sull'evento storico che ha condotto alla Prima Guerra Mondiale, ma accolto non dal punto di vista diplomatico, bensì dal punto di vista del perché l'attentatore ha fatto l'attentato, ecco, quali sono stati i condizionamenti psicologici ma anche antropologici. Questo premio è estremamente importante per il tema che tratta il mio libro, ovvero un trauma collettivo dell'Europa centrale e di tutta l'Europa, il tema della Grande Guerra che iniziò nel 1914 e che sono convinto duri tutt'oggi. E in chiusura lo sport, la pallacanestro, perché sarà una serata caldissima, quella di questa sera per il basket regionale tra la Serie B e la A2. Vediamo.
Domenica decisiva per le due maggiori squadre di basket friulane che oggi sono impegnate nelle rispettive finali per la promozione. L'Apu punta alla A e deve affrontare Verona alle 20:45 in gara 4. La UEB inizia la sua serie contro Vigevano a Cividale per centrare la salita in A2. La squadra di coach Boniciolli deve assolutamente centrare la vittoria. L'Apu, dopo aver vinto gara 1, ha ceduto in gara 2 e gara 3 alla Tezenis. Solo il successo oggi alla GSM Forum di Verona, che ieri era già sold out, le permetterebbe di giocarsi la bella mercoledì 15 al Palacarnera. Inizia invece oggi alle 18 al Palagesteco di Cividale la serie della UEB, che per ottenere la promozione in A2 deve battere Vigevano. Le Aquile di Pilastrini sono reduci da 5 battaglie contro Bergamo, battuto nettamente mercoledì 8 nella bella al Palagesteco per 99-60. Anche per Vigevano si sono resi necessari 5 confronti contro Rucker Belcorvo San Vedemiano, con la vittoria decisiva arrivata sempre mercoledì per 70-62. La marea gialla dei tifosi della Gesteco è pronta a caricare al massimo i propri beniamini per trascinarli all'obiettivo A2. Già ieri erano stati venduti oltre 1000 biglietti per la gara di questa sera, 150 ai tifosi avversari attesi al palazzetto di Cividale. Ci si attende l'atmosfera delle grandi occasioni. La UEB conta sul suo pubblico per realizzare il sogno A2. E vi ricordo che la partita della UEB Gesteco sarà trasmessa questa sera in differita su Telefriuli alle 20:15. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.